Giorno 6 di settimana 2. Buongiorno. Se la scorsa settimana mi sono lamentato perché avevo freddo, oggi ho avuto caldo e parecchio. Forse 3 coperte sono un po' troppo. Ora vado a fare la magnifica colazione per l'ultima volta perché oggi investirò su dei biscotti e poi si vedrà per la cena. Questa mattina i panini sono dei blocchi d'acciaio, sono durissimi. Si ritorna a mangiare dalle suore. Chissà se li siamo mancati, secondo me sì. Nutrire dei poveri ragazzi che devono lavorare e studiare. Secondo me li siamo mancati tantissimo. Raga, ne sono mancate. Ma raga, le suore sono buone da matti, mangiato da Dio. Anche se detta così sono un po'... Mangiato molto bene, mangiato tanto perché sì, sono state molto abbondanti. Era una salsiccia rucola col piccante. Devo investire sulla colazione, devo vedere cosa trovare. Cibo, 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 cibo. Una confezione d'acqua mi sa che me la prendo. Cibo, 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 cibo. Beh, raga. Pasta di qualità, soprattutto spaghetti di qualità. E carbonara di qualità. Buonasera, abbiamo comprato il cibo per stasera, pizze congelate praticamente tutti, visto che abbiamo il forno finalmente. Per colazione mi sono comprato i biscotti, visto che però le colazioni diciamo che erano di bassa e media qualità, diciamo più bassa che media, e quindi si spera. Adesso vedremo tra un po' da casa, l'ostello, adesso vediamo cosa fare. Probabilmente mangiamo subito, facciamo la doccia o non lo so. A dopo. Regà, abbiamo il forno professionale per le pizze surgelate. Cioè mica pizze fichi. Oh, è una pizza surgelata, Però mi sa che è una delle migliori cene che abbiamo fatto qua, o che faremo qua. Arrivati la sera del giorno 6. Ok, la prima settimana è passata. Questo qua è l'inizio della seconda, però me la sento iniziare a fare un resoconto. E mi sta piacendo stare qua. Mi sta piacendo molto. Se un mese fa, più o meno un mese fa, mi avessero detto: guarda Jack, partirai per Vicenza e ci resterai 3 mesi e ti divertirai anche, avrei detto no, stai dicendo delle gran boiate, non ci avrei creduto un secondo. E invece no, sono qua, sono in terrazzo, sono soddisfatto e mi sento bene. Mi sta piacendo. Mi sono visto in ostello, subito è stato un colpo perché mai stato in ostello e non sapevo cosa aspettarmi. Subito è stato un no, voglio tornare a casa, però no, adesso, ma che mi ci fa tornare a casa? Ci sto bene qua, è un bel posto. Il proprietario Andrea è gentile, è stragentile. Anche stasera ti abbiamo chiesto se ci poteva prestare la sua cucina e non solo ce l'ha prestata la sua cucina, ma ci ha cucinato a noi la nostra roba. Ci ha offerto anche della pasta, ci ha offerto, è stato stragentile. Siamo in 10 qua in ostello, 9 uomini e una donna, poveretta. E mi sto trovando bene con tutti. Mi ero preparato al peggio, mi ero preparato a camerate da 6, a dover passare fuori da solo la maggior parte delle mie giornate perché avevo paura di non sopportare nessuno. In realtà siamo in camera da 2 e andiamo tutti d'accordo. Poi anche a quello che sto facendo, il lavoro, mi sto trovando a stare bene. Sto facendo qualcosa che mi sta piacendo. Sto facendo qualcosa che mi sta interessando davvero. E non pensavo, non credevo davvero. Sono davvero soddisfatto. Sono veramente un sacco soddisfatto di questa mia scelta. E non me lo sarei mai aspettato. Partendo ho dovuto salutare genitori, amici, parenti. Oh, non è un addio, anche perché praticamente ogni weekend torno.
Però tutta la settimana non vedo mio fratello mi dispiace non poterlo vedere, mi manca un po'. I miei amici, magari ci danno tutte le sere, adesso ci riusciamo a vedere sino a 2 sere alla settimana. E quelle 2 sere sono stanco perché appunto qua lavoro, però sono soddisfatto. Se me lo riproponessero, direi nuovamente di sì. E questa qua probabilmente è l'unica parte seria che sono riuscito a fare in tutti i miei video, è l'unica parte in cui dico veramente qualcosa di sensato, qualcosa di motivazionale. E sono veramente soddisfatto. Stasera non sono uscito, me la sono presa tranquilla, quindi questo qua probabilmente sarà anche il video con cui vi darò la buonanotte. Quindi, buonanotte, ci vediamo domani.